Ciao a tutti ragazzi, rieccoci in un nuovo video nel post partita di Napoli-Genoa. Al momento siamo all'88esimo minuto e siamo 2-1 per il Napoli. Segna Ekuban del Genoa, se non mi sbaglio, non mi ricordo precisamente, ma se invece del Napoli segna due gol fatti da Anghissa e Olin. Al momento siamo all'89esimo e hanno detto che danno 4 minuti di recupero. Poi si è infortunato Politano e Lobotka. Nel secondo tempo Politano e Lobotka nel primo tempo ed è entrato Kevin De Bruyne al posto di Politano e poi è entrato Gilmour al posto di Lobotka nel primo tempo. E ora calcio d'angolo e non è riuscito a rivedere Jesus, Miguel Gutierrez, Anghissà, vai, no mai, vabbè, vai, ci sta, vai. Mancano solo 4 minuti, alla fine della partita. Altro calcio d'angolo da parte del Napoli. Calcio d'angolo. Non riesce il cross. Un altro calcio d'angolo, no! Mamma mia, che fortuna! Due calci d'angolo in meno di 10 secondi, guarda. De Bruyne chiama Gutierrez vicino. Vai. Cross. No, vai. Rimessa laterale. No. Sì, un altro calcio d'angolo che lo batte Gutierrez. Ah no, scusate, batte la rimessa, mi sono confuso. Anghissà, non fare un errore. Vai. La palla viene eliminata dal giocatore del Genoa. Vai. Ok, vai, Spinazzola. No! Mamma mia, ho sbagliato, vai giù. Mamma. Ok, vai, Di Lorenzo, vai. Vai, andate sul pallone, vai. Intanto fallo su McTominay. Poi andavo a battere la punizione. Vai, perché non vai? Bravo, aiutami, vai, scendi, vai, la metto, vai, ma perché, che schifo vai? Guarda, questo non sei tu, lo so, anche sta, è finita, la partita, è finita, il Napoli vince 2-1 contro il Genoa. Bene ragazzi, ora passiamo al post partita. Ragazzi, scusate per il cambio di postazione, ma visto che la partita è finita sono ritornato nello studio dove registro quasi tutti i video. Vedete qui lo scaldacallo del Napoli che a volte non so come cappello. Bene, torniamo al post partita. Allora, Napoli vince 2-1 come vi ho detto prima. E che dire, nel primo tempo è stato un disastro secondo me, mamma mia che schifo. Con Lobotka, scusate, Lobotka che si infortuna, esce dal campo. Secondo me sarà qualcosa all'inguine, non lo so. E secondo me sarà fuori 3-4 partite, secondo me ritornerà verso novembre. Poi il Genoa, come vi ho detto, terrà molto testa al Napoli. Io vi ho consigliato di giocarvi uno secco, cioè un 1-0. Però diciamo il risultato non è stato questo, però sono contento di dirvi che l'uno che vi siete giocati ve lo siete portati a casa.
quindi vi siete portati, se ve lo siete giocati magari da 5 euro ve ne rientrano 10, avete fatto una bella cosa, oppure da 5 vi siete giocati 5 euro sulla vittoria del Napoli ve ne ridanno 15 perché 15-16 euro se non sbaglio è la quota di vincita e non mi ricordo precisamente, quindi vi siete guadagnati un bel po' di soldini. Dai, ehm, a parte i pronostici che vi ho fatto, secondo me Napoli deve migliorare, deve migliorare, deve migliorare. Non si può giocare un campionato con Oliveira che sembra che non sa giocare più a calcio, fa piede e piede, a Napoli si dice fa pere e pere lo stesso era. Cioè, non mi sembra il caso da uno che ha vinto circa due scudetti. Sì, ne ha vinti due, scusate. Ma secondo me il Napoli farà fatica quest'anno in campionato. O esce dalla Champions, speriamo di no, speriamo che andiamo avanti il più possibile. Però sarebbe, se dobbiamo giocare bene in campionato, è meglio che usciamo fuori dalla Champions, oppure se dobbiamo fare una buona Champions con Conte in panchina e dobbiamo perdere qualche punto se abbiamo Conte in panchina. Sì, no, non lo spero mai, cioè non lo spero proprio. Se Conte verrà esonerato, però non dico che Conte verrà esonerato, spero di no. Um, non ci fosse se Conte non ci fosse stato in questa seconda stagione, magari fosse venuto Allegri. um, in Champions e in campionato avremmo fatto molto di più, però accontentiamoci di questo risultato e se occhio alla prossima partita col PSV Eindhoven. Bene ragazzi, ci vediamo in un prossimo video e lasciate un bel like, un bel commento e una bella iscrizione. Ciao!